Adesso facciamo il video di comparativa, video di comparazione tra le due action cam. È un video un po' estremo perché mi sto prendendo dei rischi andando senza mani, col vento e sono sterrato. Ha un campo visivo più ampio, mi sembra, di poco, ma un po' più ampio rispetto a GoPro. Siamo comunque tutte e due alla massima apertura focale, alla massima ampiezza. Siamo su uno sterrato molto scorrevole. E qua torniamo finalmente alla civiltà. C'è molto vento, faccio fatica a stare in piedi, a mantenere l'equilibrio in bicicletta e sono senza mani.